Beh, un ragazzo di 14 anni che salva una vita a una persona facendo massaggio cardiaco e senza formazione ci pone un quesito, che è quello che noi manchiamo nel fare la formazione. Quindi io chiedo, per il Veneto sicuramente, ma chiedo che a livello nazionale si introduca l'obbligatorietà del corso di primo soccorso di base nelle scuole. Fa parte anche questo di una formazione di base e ci aiuta ad essere ancora di più altruisti e comunità. E quindi noi in Veneto vogliamo farlo, lancio già questo segnale all'ufficio scolastico regionale, al Ministro della Pubblica Istruzione, noi siamo a disposizione per formare i ragazzi e per formare coloro che formeranno i ragazzi. All'inizio non ci ho subito pensato, però adesso che sono qua mi rendo veramente conto, perché quando il giorno che è appena successo non ci pensavo tanto, perché dicevo sarebbe rimasto comunque tra noi, Verona, però adesso già che so che vado a Venezia e magari un giorno a Roma, ecco, da Mattarella spero, è una cosa importante comunque per noi giovani, perché si parla sempre comunque delle baby gang e queste cose qua, però anche nella mia scuola c'è il bene, si vede in piccolo ci sono alcune persone che comunque lo fanno.